Eleonora Giacomelli, eccola qui, Eleonora Giacomelli. Passiamo alla categoria del canto, quindi vi voglio vedere ballare, cantare, emozionarvi, che è la cosa più importante. Già finalista di Bravissima, Alessia Sparacino. Desde que fue você, hora que se perse os adultos, wala le portão ser trouxe della mujer já partiam. Quand il me donna ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit nous d'amour et c'est me fait quelque chose. Aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Il m'a dit, la juré pour la vie. Et qu'elle l'aperçoit, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Grazie. È qui con noi e reciterà una poesia importante di Pablo Neruda. Ti manderò un bacio nel vento, Nadia Profeti. Questa poesia la vorrei dedicare a una persona a me cara che non c'è più e fa così. Ti manderò un bacio nel vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi. Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno tra i tuoi capelli per poter sentire anche da lontano il tuo profumo. Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi. Grazie. Scusate l'emozione. La seconda uscita della nostra modella, molto graziosa, in costume, Alice Perinelli. Vieni Alice! Esattamente di Livorno, che ti ha colpito per sì, la sua, diciamo così, simpatia canora. Io ho voluto accontentarti perché ho fiducia in te, mi hai detto, io non l'ho mai ascoltato questo cantante. E allora spero di essere stata all'altezza della tua fiducia, infatti, tutto quello che hai fatto per me. E non è finita. E quindi grazie.
No, perché se non è bravo poi diciamo la responsabile sei tu. Se non è bravo io scappo. Va bene. Alessio, vieni qui, Alessio Gambino. Alessio Gambino. Si chiama l'album? L'album si chiama Lasciamo tutto al destino. Bene, e invece adesso noi lasciamo tutto il palco per te con questo tuo brano. Alessio Gambino, prego. Buonasera. Adesso che ho il cuore libero, accada ciò che più desidero. La vita è un mistero, più che parole buttate al vento. Quel sogno che ti tiene sveglio, cura il cuore e il sentimento. Non riuscirai ad allontanarmi, io credo di no, e resto qui. Se fossi un re e tu Madame Bovary, diresti combattendo più di me. Ti potrei far danzare, ti potrei far danzare. Grazie, grazie di cuore. Di Bravissima nel febbraio del 2023 con Beatrice Bruno, Raffaella Cecchelli. Allora, com'è nata la tua passione? Per che cosa? Della cucina. Come dicevo prima, vengo dalla tradizione di famiglia, quindi fin da bambina ero fra i tavoli di un ristorante e praticamente ho la cucina nel DNA, come si dice. E invece da chi hai preso ispirazione? Sicuramente da papà, che era il cuoco della trattoria. Molto bello. E quando hai iniziato a cucinare invece? Diciamo intorno ai 20 anni, a 14 anni che già andavo a scuola, che andavo comunque a scuola, già la domenica, anziché andare fuori con le amiche, dovevo comunque stare al servizio in sala. Poi piano piano sono... No, invece da ballare, che hai vinto anche un premio da Bravissima appunto, questa trasmissione, a chef di successo, cosa ti ha fatto cambiare passione e a passare dal ballo alla cucina? Allora, innanzitutto il ballo è stato comunque un concorso che ho fatto e che ho vinto, ma già comunque lavoravo nella trattoria di famiglia, come dicevo prima. Quindi poi sai com'è, insomma, la vita, ho preferito la cucina, ma non per questo Bravissima non aveva dato opportunità, anzi dovevo trasferirmi a Roma perché comunque Bravissima è un talent show che veramente dà opportunità nella recitazione, nel canto, nella danza, come a me. Mi furono fatte delle proposte, insomma, anche di lavorare in televisione, però ho preferito la tradizione, quindi continuare nella trattoria di famiglia. Bene, direi che come presentatrice, guarda, junior, per adesso hai già vinto un premio simpatia, questo sicuramente, perché sei solare. Fai vedere che, guardate che viso stupendo, e la tua timidezza e le tue papere, tu sai che delle volte in televisione le papere hanno fatto fortuna di alcuni personaggi, tipo Mike Bongiorno, quindi io ti auguro che continuando su questa strada delle papere, no, sto scherzando, sei molto carina e ovviamente devi studiare, per questo poi tu sei anche, vorresti anche cantare, ho letto sul tuo curriculum, e quindi chiaramente sei talmente giovane, hai tutto il tempo per migliorare. L'importante è che ti prepari, che studi e che, ahimè, non è un gioco questo lavoro e che veramente ci credi e lo fai seriamente. L'ultima esibizione riguarda la modella, che però è anche cantante, quindi giudicate voi se ha questa versatilità nell'essere bravissima possibilmente nella moda e bravissima possibilmente nel canto. Eleonora Giacomelli, prego Eleonora.
Eleonora, Giacomelli, migliaia di persone davanti, come quando noi facciamo il tour estivo, veramente una grande soddisfazione. Ti farò vedere dei video, piazze. delle immagini, c'erano piazze con migliaia di persone. In genere veramente abbiamo grande successo, insomma, perché uno spettacolo, come diceva il presentatore che mi ha portato per la prima volta in Rai, Pippo Baudo, uno spettacolo nazional popolare, che non è più in 50 anni di carriera, siamo stati insieme in buona parte del globo terracqueo e tutte le volte mi tocca sempre fare Ragazzina, Singapore e Donna Felicità. Di quello che ho scritto per gli altri lui non gliene può fregare di meno, vuol sentire queste tre e io le faccio. Sulla spiaggia fra le mare con un sorriso tu vai a lavorare i pensieri, casa nessuno con tu, tutti intorno a te mattina e sera. Sulla piazza la bronzata scherzi con l'amore, ma potresti soffrire, ma potresti soffrire. Parli con lui, ridi con me, non ti accorgi che sei ragazzina. Ragazzina, ragazzina, attenta che l'amore qualche volta vede. Vero? Non lo sai, per questo attento a te, oh ragazzina. Ragazzina, ragazzina, attenta che l'amore qualche volta è vero. Non lo sai, per questo attenta a te, oh ragazzina. Singapore, vado a Singapore, ti saluto belle signore. Singapore, vado a Singapore e vi lascio al vostro dolore. Io non ce la faccio a guardarvi, si spezza il cuore. Fiume giallo, giù nel fiume giallo, via di qui, lasciatemi andare. Singapore, vado a Singapore, benedetto caro signore. Sono troppi campi da dare per un solo trattore. E loro fa così, per imparare a lasciare pensieri, non passati di male, non raccolti milioni. Chi mi dice che sono buone le belle, non volano di bene, di Singapore, vado a Singapore, ti saluto belle signore. Singapore, vado a Singapore e vi lascio il vostro dolore. Io non ce la faccio a guardarvi, mi si spezza il cuore. Felicità, non ha l'amore, non la felicità, non vuoi soffrire, la divertiremo noi col gioco delle nascite al fuoco. One more time. Un applauso a tutte Eccole le qua. ragazze che hanno partecipato al Galati, bravissima per la Toscana, bravissime! Quale sistemare tutto così, perfetto, tutto dietro. Le nostre ragazze. Allora, diciamo che prima consegniamo i bouquet, un paio, 2 o 3 mi sa che sono andati via,
tutti li mettere alla fine delle ragazze. Alessio alla fine delle ragazze, perfetto, chiudi la fila. Allora, ecco, questi sono i bouquet rose. Come fate vedere le targhe, per favore, vieni Nico. Allora, complimenti, sei stata ammessa alla finale 2022 di Bravissima. E questo è il nostro national sponsor e gli altri due national sponsor. Allora, chi riceve queste targhe guadagna l'ammissione alla finale nazionale che ci sarà in febbraio, sempre televisiva, per Sky. Come vedete sono 3. La prima che si è guadagnata l'ammissione alla finale nazionale è la modella Alice Perinelli. Vieni Alice. Volume, fatti vedere, prendi l'applauso, volume Piero. Segniamo la targa. Vai per favore verso il nostro operatore, fai vedere bene la targa, fai un sorriso Alice, fai un sorriso. Grazie Alice, grazie. La seconda che si è aggiudicata l'ammissione alla finale nazionale è una modella e cantante, ha vinto per tutte e due le categorie, Eleonora Giacomelli, eccola qui. Prendi la targa, ritorna gentilmente facendo vedere la targa così verso la telecamera, grazie. E così approfitti anche per prenderti un altro applauso, va. Qui mettiti vicino alla dov'è Alice? Alice vieni un passo avanti, Eleonora stai qui vicino. La terza quindi ha premiato, tu hai premiato Nicoletta, chi hai premiato? Alice, tu hai premiato Eleonora, tu adesso premierai la terza ammessa, caro Liboni. E la terza ammessa è una attrice, Nadia Profeti. Vai Nadia. Vai davanti con la targa, fai vedere la targa Nadia, fai vedere la targa, per la macchina avremo tempo di dartela un'altra occasione. Bene, Daniela, dove sei che volevi dire due parole per il buffet? Io lascio il microfono, In verità ho già detto possiamo prima. abbassare leggermente, vuoi dirlo adesso? Ho già detto prima, Ah, l'hai già detto prima. quindi siamo già tutto, possiamo Allora, stai vicino a me, apriamo il buffet. Grazie Jessica, sei stata simpaticissima come sempre. Grazie a tutti voi e ci rivedremo a Grosseto con Bravissima quest'estate, ne sono sicuro. Un impegno, facciamo un faremo contratto. in modo di organizzarlo, avrei già È stata una serata particolare, l'ho detto all'inizio, in un vivaio, in una location e anche con un pubblico particolare. Siete stati educati, simpatici e gentili con le nostre ragazze. Comunque Grazie. Valerio, scusami, per Quanto è venuto? quest'estate io una mezza idea ce l'avrei, Sì, però sì. non lo diciamo. Va bene, non lo diciamo proprio. Grazie.